Si è svolta stamani presso il Comando Provinciale dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento una conferenza stampa tenuta dal capitano Marco Della Rovere, riguardante un'attività condotta dalla stazione dei Carabinieri di Realmonte in materia di truffe alle fasce deboli. C'era chi si spacciava per un militare dell'Arma, affermando come «sono un maresciallo dei Carabinieri della Procura, lei deve pagare una multa», però era una truffa. È stato arrestato un uomo di 38 anni. La 68enne di Realmonte, per regolarizzare la sua posizione, ha sborsato 700 euro in totale. All'ultimo versamento, previsto da 150 euro, si sono fatti trovare i carabinieri, denunciato il 45enne che si spacciava quale sottufficiale dell'Arma. Il sistema vigliacco è tipico di questi soggetti che fanno truffe alle fasce più deboli della nostra comunità, che si nascondono dietro figure che per noi dovrebbero rappresentare una garanzia, in questo caso tutori delle forze dell'ordine, e cercano di far leva sulle vittime più deboli, sulle fasce più deboli, con raggiri, con minacce, con qualsiasi mezzo pur di avere denaro e ottenere l'utile su queste persone. Fondamentale è stata la collaborazione della donna. La collaborazione della donna, ma più in generale la collaborazione delle singole comunità, per noi è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di avere collaborazione da parte dei cittadini per poter risolvere i loro problemi. Come dice uno dei nostri motti, noi possiamo aiutarvi, ma per questo è necessario che la cittadinanza venga da noi o noi da loro per poter parlare ed esporre quelli che sono i problemi. In questo caso la signora ha avuto la forza, l'encomiabile forza di venire da noi, parlare e raccontare tutto quello che è accaduto, superando una certa vergogna, superando degli ostacoli emotivi che sono anche molto importanti in queste circostanze. Quali sono le raccomandazioni da dare per evitare furti? Le raccomandazioni: in ogni caso, quando c'è un dubbio, bisogna chiamare il 112. Bisogna chiedere l'intervento tramite la centrale operativa di una pattuglia. Noi interveniamo sempre in uniforme nelle varie abitazioni, sempre con le auto d'istituto, nell'Arma dei Carabinieri, tantomeno la Procura della Repubblica di Agrigento manda persone a riscuotere denaro, ma nessuno oggi è titolato a dover riscuotere denaro nelle singole abitazioni, soprattutto in contanti. Lei in conferenza ha detto una cosa importante: noi siamo i vostri amici. Noi siamo una parte della comunità, siamo inseriti, siamo amici dei singoli cittadini, di tutti quanti. Il nostro impegno, la nostra promessa